festa grande è ovunque più o meno la stessa. Al Rimedio di Orosei, come altrove, il solito affollamento, le solite modeste bancarelle per poveri consumatori di paese. Gli aspetti di gioioso godimento comunitario che caratterizzano queste feste e che noi definiremmo laici sono invece considerati dalle antiche culture rustiche come manifestazioni appartenenti all'ambito della vita religiosa. Profano e sacro, pagano e cristiano si mescolano nelle forme così peculiari di questo cattolicesimo rurale. Anche qui si viene a sciogliere le promesse fatte durante l'anno. Gli ex voto di cera, che ripetono con ingenua monotonia immagini umane e parti anatomiche, sono puntualmente accompagnate da biglietti col nome del donatore. Ma la parte maggiore della devozione, in questa religiosità che ama il rapporto diretto, quasi familiare coi suoi santi, tocca alla statua della Madonna. A lei i devoti regalano monili, piccoli gioielli, acquistati non senza sacrificio, in cambio della grazia ottenuta o invocata. La Madonna del Rimedio protesse in passato queste popolazioni litoranee dalle incursioni dei pirati, e oggi ciascuno si rivolge a lei per chiedere un rimedio ai propri mali. Per questo, il giorno della festa, la piccola chiesa non basta più a contenere la folla per la messa. Chi arriva in ritardo deve contentarsi di ascoltarla di fuori, ma senza avere per questo la sensazione di partecipare al rito in misura minore degli altri, perché l'intera area del santuario è sentita come pervasa dalla santità della giornata. La misteriosa presenza della grazia arriva dappertutto.